Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione serale del nostro telegiornale. CGIL CISL e UIL in piazza a Roma per la manifestazione nazionale Futuro al lavoro. Il sindacato calabrese denuncia le vertenze aperte in regione, in corteo anche le imprese. Protesta simbolica del comitato No Metro che toglie le transenne del cantiere per riappropriarsi del viale Parco. Intanto l'imprenditrice che ha vinto il ricorso al TAR è stata convocata dalla regione. I centri per l'impiego saranno pronti a gestire il reddito di cittadinanza, lo hanno assicurato i parlamentari del Movimento 5 Stelle a Catanzaro. In 7.000 in Calabria i potenziali beneficiari di quota 100. Dimissioni a sorpresa del direttore generale dell'ASP di Cosenza, Raffaele Mauro. Nella lettera indirizzata al commissario scrive: «Non sono interessato alla poltrona». Sequestrata dai NAS una clinica abusiva di chirurgia plastica a Reggio Calabria, i militari hanno trovato anestetici scaduti. Un medico ubriaco soccorso dai colleghi a Briatico, è stato un paziente a chiamare i carabinieri, professionista denunciato per interruzione di pubblico servizio. Confronto a più voci a Cosenza su Generazione Boomerang, si tratta dei giovani che dopo aver lavorato all'estero decidono di tornare in Italia. Punti salvezza per Cosenza e Crotone, i rossoblù con il trio Baez, Embalo e Tutino sfidano il Livorno, Stroppa prepara la notturna al Bentegodi con il Verona. Buonasera dalla redazione del TG10, lo avete sentito, sindacati riuniti a Roma oggi per manifestare, per protestare, per chiedere un confronto con il governo, temi nazionali ma anche quelli calabresi, la sanità, il precariato, il lavoro, il porto di Gioia Tauro, temi che sono stati affrontati anche oggi in piazza. Sentiamo. I sindacati scendono in piazza per tentare di dare una scossa al governo sui temi del lavoro. Le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL riunite a Roma in una grande manifestazione per chiedere all'esecutivo di aprire un confronto. Il corteo, partito dalla Piazza della Repubblica, si è spostato a Piazza San Giovanni dove sono intervenuti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo. 200.000 le persone presenti secondo gli organizzatori. Oltre ai temi nazionali, le questioni regionali, quelle calabresi, lavoro, porto di Gioia Tauro e sanità, argomenti che Santo Biondo vorrebbe fossero più evidenziati nell'agenda del governo giallo-verde. Il mondo del lavoro questa mattina ha dato prova di una grande e bella giornata di manifestazione, di voglia di partecipazione e di unità del Paese, in un momento in cui c'è qualcuno che vuole differenziare le regioni. Invece questa mattina da tutta Italia tantissimi dalla Calabria hanno voluto farsi rappresentare dal Sindacato Unito per chiedere a questo governo di aprire un confronto serio sui temi del lavoro, sui temi dello sviluppo, sui temi veri della previdenza, sui temi del contrasto vero alla povertà che può avvenire solo se si crea lavoro, lavoro di qualità, lavoro regolare, lavoro stabile, soprattutto al sud e in Calabria. La nostra regione sta affrontando un momento drammatico. Ieri la società che gestisce il porto di Gioia Tauro ha annunciato che ai 377 lavoratori del porto si uniranno a breve altri perché l'azienda ha deciso di aprire la procedura di riduzione collettiva del personale. Il governo chiediamo che dia risposta alla Calabria, certamente il reddito di cittadinanza è una misura che va applicata se ci sono 5 milioni di poveri nel paese, ma dove c'è il lavoro bisogna sostenerlo e la Calabria ha bisogno di lavoro. Poi la sanità che in Calabria sta veramente segnando il passo, ci auguriamo che questo nuovo commissario insieme al governo regionale e al sindacato si mettano, come dire, a ragionare per dare delle soluzioni che guardano soprattutto verso le fasce deboli della popolazione. E adesso invece l'ennesimo atto della protesta per la metropolitana leggera a Cosenza, comitato in piazza, diverte simbolicamente le transenne per riappropriarsi del viale Parco Giacomo Mancini, corteo anche in città e poi novità per quanto riguarda il ricorso del TAR, la sentenza che ha dato ragione ai proprietari di una stazione di servizio. Ci sarà una convocazione in regione per analizzare la situazione. Cosenza non vuole più questo cantiere, lo smontiamo oggi e lo smonteremo nei prossimi giorni. Siamo indisposti a sopportare la prepotenza di una classe politica.
Ecco il momento clou della protesta Enometro, un atto simbolico, quello di sollevare le transenne che delimitano il cantiere sul viale Parco Giacomo Mancini per riprendersi simbolicamente gli spazi inutilizzabili ormai da mesi, da quando, seppur più che a rilento, sono iniziati i lavori di realizzazione del Parco del Benessere e della metropolitana leggera, opere contestate da centinaia di cittadini che le ritengono inutili, dannose per la viabilità e vivibilità della città. Chiedono la riapertura del viale, hanno presentato un ricorso che verrà discusso nel mese di ottobre, ma nel frattempo un'altra grana è scoppiata che mina pesantemente la fattibilità del progetto. La sentenza del TAR della Calabria, che ha dato ragione ai proprietari di una stazione di servizio che lamentavano l'isolamento dell'impianto determinato proprio dalle attività di cantiere. Una lunga battaglia che ha portato alla sospensione degli atti impugnati e che avrà un peso non indifferente sulle modalità di intervento nell'area. L'imprenditrice, dopo una prima fase di silenzio, ha ricevuto una notizia che lascia presagire novità. Ieri c'è stata una notizia che ho appreso tramite i miei legali che effettivamente la Regione ha convocato una riunione per giorno 15 appunto per discutere sul nuovo progetto e sulla cantierizzazione di tutta questa opera che effettivamente il TAR tramite il mio ricorso ha sospeso. Stiamo parlando quotidianamente di reddito di cittadinanza, di quota 100, avete sentito nei giorni scorsi le perplessità dell'assessore al welfare della Regione Calabria, avete visto le file che ci sono anche nei centri per l'impiego per capire come fare a diventare anche tutor oppure ad accedere al reddito di cittadinanza. Ebbene, i parlamentari 5 Stelle rassicurano, dico che i centri per l'impiego saranno pronti a gestire il grosso numero di richieste e poi si parla anche di quota 100 con 7.000 potenziali beneficiari. Sentiamo. Reddito di cittadinanza, quota 100, pensioni di cittadinanza, spiegare le misure del governo ai cittadini calabresi sono gli stessi parlamentari del Movimento 5 Stelle che a Catanzaro chiariscono dubbi e perplessità a partire dai centri per l'impiego che si sostiene saranno pronti a gestire le richieste. C'è oltre 1 miliardo di euro per la riforma dei centri per l'impiego, quindi ci sarà anche una stretta collaborazione con ANPAL e con l'INPS, saranno assunti 4.000 persone in più nei centri per l'impiego, 6.000 cosiddetti navigator che invece daranno aiuto per il percorso personalizzato di ogni soggetto, di ogni persona che deve reinserirsi nel mondo del lavoro, oppure chi non è abile al lavoro, chi non può rimettersi in un percorso di formazione oppure perché disabile, ci sarà da firmare un patto per l'inclusione sociale. Per quota 100 il direttore regionale dell'INPS a rivelare la platea dei potenziali beneficiari in Calabria. La platea in prima battuta è di circa 7.000 persone relativamente a quota 100, più quelle ordinarie, cioè quelle che sono legate alla normale attività della legge Fornero. Nel pratico finora quante le domande presentate? Su 32.000 domande a livello nazionale, in Calabria sono poco più di 1.300. Fin qui i dettagli tecnici del provvedimento. Sul fronte della polemica politica i pentastellati rimandano le critiche al mittente. Quelli di prima facevano il vero assistenzialismo. Mi riferisco al REI, ad esempio, che dava soldi senza avere in cambio nulla da parte del cittadino. Noi stiamo assicurando un diritto in più in questo Paese e questo diritto serve a dare una mano a chi è rimasto indietro e serve per un ottimo strumento, quindi, per reinserimento nel mondo del lavoro, che serve soprattutto ai giovani di questo meridione. Cos'è la generazione boomerang? Sono i giovani che dopo aver avuto un'esperienza di lavoro all'estero tornano in Italia, quindi cervelli in fuga o braccia in fuga, andata e ritorno. Giovani con la valigia che lasciano la Calabria, ogni anno il numero cresce e non c'è verso di invertire la tendenza. In molti partono e non ritornano più per una serie di motivi, molti dei quali noti, assai noti. La nostra terra non offre molto, anzi offre davvero poco in termini di opportunità. Nell'elenco di coloro i quali lasciano la terra natia figurano molti laureati in cerca di un ancoraggio significativo nel mondo del lavoro. Il trend di chi lascia è in costante crescita, anche se da un po' di tempo a questa parte si assiste al cosiddetto fenomeno del boomerang, cioè eccellenze calabresi che, dopo aver maturato esperienze all'estero, tornano nella loro terra. Anche qui l'elenco comincia ad essere consistente e lascia ben sperare. Di questo si è parlato nel corso di un convegno organizzato sulla base di un testo, Generazione Boomerang, che pone l'accento proprio su questo tema. Un libro scritto dal giornalista Vito Verrastro. Le storie raccontate arrivano da diversi settori dove i protagonisti spiegano i loro consapevoli ritorni. Un tema
che ha suscitato un ampio dibattito tra i relatori, tra loro punti di vista a volte diversi, a volte convergenti, sullo sfondo però un problema che rimane sempre attuale, ossia le opportunità che possono avere i giovani che rimangono in Calabria, un problema che investe anche le università. L'università, devo dire, incoraggia giustamente i giovani ad andare all'estero per acquisire competenze diverse in quella logica di confronto che poi ci porta, una volta che ritornano, a poter usufruire di competenze differenti da quelle che sono le nostre. Il problema è che i flussi in uscita sono maggiori dei flussi in entrata e anche questo è oggetto di preoccupazione. È vero che l'Italia ha fatto delle leggi, delle normative per cui lo studioso dell'estero può rientrare dopo un certo numero di anni, se ricordo bene dopo 3 anni, ma queste cose non sono sufficienti a equilibrare questo gap fra flusso in uscita e flusso in entrata. Le università rimangono comunque un volano importante e con la loro ricerca scientifica, con le loro capacità internazionali, perché noi ormai viviamo in un mondo delineato da flussi, da network, noi siamo nel momento del digitale, quindi il ritorno in termini oggettivi, logistici, fisici mi sembra restrittivo, cioè penso ad un discorso più largo di ritorno culturale. Ecco, abbiamo bisogno di tanta cultura e su quella che io investirei. Colpo di scena della sanità cosentina, dimissioni a sorpresa del direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro, che nella lettera indirizzata al commissario della sanità dice: non sono interessato alla poltrona. Non deve essere un buon ambiente nella sanità calabrese, se è vero che molto spesso il sistema è scosso da fatti, diciamo così, imprevisti e imprevedibili. L'ultimo in ordine di tempo è più di una sorpresa: le dimissioni di Raffaele Mauro alla guida dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Mauro ha maturato la decisione e non ci ha pensato su 2 volte, si è messo al computer e inviato una PEC indirizzata a Cotticelli e Belcastro. Basta, scrive il direttore generale, non ci sono più le condizioni per andare avanti. Stanco e convinto del fatto che il sistema non garantisce più chi ha voglia di fare, Mauro fa sapere ai 2 che non è interessato alla poltrona né tantomeno ai pennacchi. Ci sono troppe cose da fare e nel clima da baraonda che avvolge la sanità calabrese non è possibile portarle a termine. Se Mauro ha lasciato, evidentemente è perché si sarà reso conto che nonostante gli sforzi è difficile, maledettamente difficile, portare a casa i risultati. 3 anni di gestione nel corso dei quali tensioni, aspettative e risorse esigue hanno segnato questa stagione. Adesso che accadrà? È difficile immaginare chi andrà a sostituire Mauro. Una cosa è certa: bisogna dare al più presto una guida all'azienda sanitaria cosentina. Altra vicenda: sequestrata dai NAS una clinica abusiva di chirurgia plastica a Reggio Calabria. I militari hanno trovato anche anestetici scaduti. In questa clinica venivano eseguiti interventi di chirurgia plastica estetica e di liposuzione. Ecco le attrezzature utilizzate. Una struttura sanitaria polispecialistica che si occupava anche di otorinolaringoiatria, che però non aveva nessuna autorizzazione sanitaria al funzionamento. Una clinica abusiva, insomma, scoperta a Reggio Calabria dai carabinieri del NAS. Ecco i militari mentre ispezionano i locali dove ignari pazienti sono stati sottoposti ad interventi di chirurgia plastica con gravi rischi per la loro salute, interventi che possono infatti avere serie complicanze soprattutto se vengono eseguiti da personale inesperto e in locali non idonei. E in questa struttura i NAS hanno accertato diverse irregolarità. Nel corso dei controlli inoltre sono stati trovati anche anestetici scaduti di validità e pertanto da ritenersi guasti o imperfetti. Adesso la clinica abusiva è stata posta sotto sequestro. Altre notizie nei nostri 100 secondi, vediamo. Furto con inseguimento a Pizzo Calabro. Dopo aver rubato un'auto parcheggiata a Marina di Pizzo si è dato alla fuga. Il malvivente, intercettato dai carabinieri, ha terminato la sua corsa fuori strada in un campo adriatico. L'uomo ha abbandonato il veicolo facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.
In servizio completamente ubriaco, soccorso dai suoi colleghi, protagonista un medico in servizio in guardia medica a Botricello. È stato un paziente a chiamare i carabinieri. I militari hanno trovato il professionista in evidente stato di alterazione. Nella borsa del dottore, tra i medicinali, anche una bottiglia di grappa. Il medico è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. La guardia medica è stata chiusa. Un nigeriano irregolare di 30 anni è stato espulso dopo una condanna per lesioni e violenza privata. Il provvedimento della questura di Reggio Calabria, l'uomo accompagnato nel centro di permanenza di Bari per il rimpatrio. 6 dipendenti in nero, uno dei quali minorenne, scoperti da carabinieri in un'azienda boschiva a Fabrizia nel Vibonese. Elevate sanzioni per l'impresa pari a 25.000 euro con l'imposizione della sospensione dell'attività lavorativa. Il proprietario è stato denunciato. Giovane pusher cosentino in manette a rende, deteneva cocaina e una pistola con matricola Brasa. Il 32enne dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina. Andiamo a Pizzo, presentato un progetto per bonificare le dune dell'Angitola. C'è un tratto di costa calabrese sul versante tirrenico delle province di Vibo Valentia e Catanzaro che in primavera si riempie di fioriture belle quanto rare e ogni anno su quelle sabbie il fratino e il corriere piccolo depongono e covano le loro uova fino alla nascita dei pulcini. Un territorio, quello delle dune dell'Angitola, che proprio in virtù della sua preziosa e sempre più minacciata biodiversità vegetale e animale è stato inserito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, i cosiddetti SIC. Eppure l'area è da tempo vittima di un preoccupante degrado che rischia di comprometterne l'integrità naturale. Ora, con lo scopo di conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie, la Regione ha finanziato un intervento per contrastare il degrado e la perdita di biodiversità nelle aree protette, coinvolgendo il WWF, il Consorzio Mediterraneo ed il Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese per salvare le dune dell'Angitola. Purtroppo che cosa è successo in questi decenni ormai? Che le dune sono state in parte coperte da immondizie, sia perché provenienti dal mare, sia perché scaricate da persone poco civili. Lo scopo del progetto è quello di ripulire le dune manualmente, limitando al minimo l'uso dei mezzi meccanici, in modo da restituire, come si suol dire, le dune alla loro bellezza naturale. Grazie a questo progetto del WWF partirà ora un processo di valorizzazione delle dune dell'Angitola, non solo di pulizia, di rimozione di rifiuti e quindi di tutela di quel luogo dal punto di vista materiale, ma anche di attività di sensibilizzazione nei confronti della comunità, degli operatori turistici, dei gestori dei lidi balneari e oggi delle scuole della nostra città, per far capire che un luogo non solo va tutelato attraverso interventi di pulizia, ma poi va mantenuto attraverso ovviamente l'utilizzo rispettoso dell'ambiente da parte dei cittadini. Spieghiamo operativamente cosa accadrà. Diciamo che il progetto è semplice, sostanzialmente qui sarà la mano dell'uomo, così come la mano dell'uomo spesso ha portato il disastro su quei territori, adesso ci vuole la mano dell'uomo per recuperare, per cui non ci sarà nessun mezzo meccanico a poter operare perché si metterebbero a rischio queste dune. Su questi più o meno 30.000 metri quadrati di terreno che saranno ripuliti totalmente da ogni residuo, consentiremo solo ai mezzi di trasporto per poter allontanare queste raccolte che noi facciamo, ma non ci saranno altri mezzi, sarà solo la mano dell'uomo. Il calcio adesso, Padova e Carpi con i loro risultati, il pareggio del Padova con le Coronese, la sconfitta del Carpi con il Brescia danno una mano a Cosenza e Crotone a caccia di punti pesanti, trasferte delicate, scontro diretto per il Cosenza che vuole tenere a bada il Livorno, Crotone che se la vedrà invece con il Verona, due retrocesse che vivono situazioni diametralmente opposte.
Ci sono punti pesantissimi in palio tra Livorno e Cosenza. I toscani da questo pomeriggio condividono l'ultimo posto in classifica con il Padova, uscito imbattuto dallo Zini di Cremona. Posizione scomodissima che vorrebbero lasciare al più presto. Il Cosenza si è appena tirato fuori dalla mischia e aspira a raccogliere punti per continuare a navigare in acque più tranquille. I rossoblù sono partiti per la Toscana questa mattina e hanno svolto la rifinitura nei pressi di Livorno. Oltre al capitano Corsi squalificato, sono rimasti a casa Luca Garritano sulla via del recupero, Gianluca Littea alla ricerca della migliore condizione e Riccardo Maniero alle prese con un fastidio muscolare da valutare. Assenze pesanti che costringeranno il tecnico Braglia a puntare, volente o nolente, su un 11 molto simile a quello che ha affrontato e battuto il Cittadella, non avendo alternative soprattutto nel reparto avanzato. Al seguito dei Lupi, più di 600 tifosi che cercheranno di pareggiare la spinta dei supporter di casa, un fattore che i toscani hanno intenzione di sfruttare, anche se le squadre allenate da Breda non sono propense a un gioco eccessivamente offensivo. Il tecnico Amaranto in conferenza si mostra cauto e parte con un elogio a Piero Braglia. Noi abbiamo preparato più cose perché è un allenatore che io stimo molto intanto, perché ha sempre fatto bene ed è un allenatore che camaleontico, che cambia spesso. Le ultime 2 partite è passato dal 4-4-2 di Verona al 4-3-3 contro il Cittadella, ma prima giocava anche con la difesa 3, quindi veramente possiamo aspettarci di tutto in campo, sapendo che poi abbiamo la nostra identità e al di là delle caratteristiche dell'avversario dobbiamo portare avanti la nostra identità, perché non è che esiste solo l'avversario, e quindi l'idea è di prepararci anche a sorprese, perché ci possono essere, però poi portando avanti le nostre idee. Scenderanno in campo alle 21 al Bentegodi Verona e Crotone, 2 squadre retrocesse da Serie A che vivono situazioni molto diverse, più complicata senz'altro quella dei calabresi che cercano di risalire la corrente di una classifica pericolosa. Giovanni Stroppa dialoga con i giornalisti che ancora rimuginano sull'occasione persa con il Livorno e si proietta sulla sfida domani sera. È una squadra che, nonostante gli ultimi risultati non così esaltanti, abbia preso consapevolezza e stima nel campionato. Chiaramente faccio un riferimento alla partita di andata, dove bene o male si poteva giocare per lo stesso obiettivo. Il Verona è stato bravo, che ha continuato, ha avuto la forza di tirarsi fuori, di arrivare nelle prime posizioni. L'ho seguito, è una squadra che secondo me insieme a Palermo è una delle squadre più forti di questo campionato. In Serie C il Catanzaro a corto di punte affronterà la Paganese, mentre la Regina tenterà il blitz a Siracusa. A Potenza il Rende potrebbe tentare la carta Michael Negro dal primo minuto per invertire la rotta e la Vibonese giocherà a Cavalli Tirreni. Altro appuntamento alla Ubic, il soprano Maria Carla Curia ha presentato Battute d'aspetto, 16 monologhi leggeri per ingannare le attese, edito da Planet Book. Maria Carla Curia, una giovane studentessa che se n'è andata da Cosenza per rincorrere i propri sogni. E sono andata via da Cosenza necessariamente perché volevo fare la cantante lirica e ovviamente Cosenza a quei tempi offriva molto poco. La musica e la scrittura camminano insieme nella tua vita? Sì, camminano insieme, ma sono 2 cose completamente, di affronto con spirito completamente diverso. Perché ovviamente il canto, io sono un soprano, quindi soprattutto nel canto che mi esprimo, mi consente un po' di nascondermi, di nascondere me stessa al pubblico. Invece la scrittura, per quanto uno cerchi di nascondersi, tradisce sempre qualcosa di più personale. Amore mio, che quando stava per iniziare il film chiamavo dal divano, amore mio, che quando si abbassava improvvisamente la pressione dell'acqua calda, chiamavo in soccorso dalla doccia, amore mio! Fino a ieri ti chiamavo, amore mio. Ma da stasera lascerò che a farlo sia il mio avvocato. Sono dei brevi racconti in forma di monologo che io ho scritto nei momenti di attesa miei, per ingannare le mie attese, ma che possono essere letti dal pubblico nelle brevi pause che possono riscontrare la propria vita, perché sono brevi e appunto impegnano anche poco, sono abbastanza leggeri. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Persistono condizioni di tempo piuttosto stabili sul nostro territorio.
grazie all'azione di un campo anticiclonico incentrato sul Mediterraneo occidentale e penisola iberica. Tale struttura dalla giornata di domenica tenderà ad ergersi in pieno Atlantico, consentendo la discesa di masse d'aria piuttosto fredda da nord sul Mediterraneo centrale, a partire dall'inizio della prossima settimana. Domani generalmente poco nuvoloso, con passaggio di nubi medio-alte, temperatura in graduale aumento, per l'attivazione di venti meridionali dal pomeriggio sera. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti da libeccio quasi ovunque, tendenti a disporsi da sud dalla serata. Mari generalmente poco mossi, calmo o quasi calmo allo stretto e il settore ionico tra Cosentino e Crotonese. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buon weekend.